Buonasera a tutti gli spettatori di questo canale della Scuola Veneto Scacchi e del Comitato Regionale Veneto Scacchi su Twitch, e andiamo in onda per l'ottava puntata del complessiva di questo canale e la terza puntata della rubrica in diretta col maestro e non solo. Ed in effetti la seconda parte della dizione della dicitura e non solo riguarda proprio la puntata odierna, visto che non c'è un maestro né piccolo né grande, ma ci sono 5 giocatrici, 5 forti giocatrici del Veneto che andremo ad intervistare questa sera, e vedremo come hanno affrontato, come hanno iniziato la loro carriera scacchistica, e magari sperando che qualcuna di loro, o più di una magari, diventi maestro e chissà anche un titolo superiore. Le 5 protagoniste di questa sera sono 2 giovani che sono Veronica e Deborah, che avremo modo di vedere tra poco, e 3 giovanissime, 3 ragazze che sono Asia, Silvia e Viviana, che vedremo nella seconda parte. Io direi che insomma si tratta di una bella puntata impegnativa, perché con 5 mi trovo ad affrontare ben 5 giovani ragazze, e direi di partire subito con la prima sequenza fotografica, in cui vedrete un po' Veronica, che già conosciamo, e Deborah, che avremo modo di conoscere in questa puntata. Direi di mandare in onda la sigla, la presentazione di queste 2 ragazze. Sì, circa. Mi pare 3 minuti e 08, se mi pare. No, 3 minuti e 10. Sì.
Eccoci qui, bene, e allora possiamo dare inizio alla prima parte e rinnovo i saluti a tutti gli spettatori. Naturalmente ricordo che la puntata è resa possibile dal regista Matteo Volpi e dal moderatore Dario Bellinato, che avremo modo di che darà un contributo poi con le domande dagli spettatori. E saluto quindi Veronica e Deborah e iniziamo con qualche domanda alle nostre due giovani campionesse, diciamo, del Veneto. E iniziamo proprio con Deborah, che ho avuto modo di conoscere da poco tempo e che ringrazio della partecipazione, saluto e chiedo a lei, che è una scacchista della provincia di Belluno, del bellunese, di raccontarci un po' della sua personale esperienza, di quando ha cominciato a giocare e delle esperienze più significative che ha vissuto sul quadrato delle 64 caselle di scacchi. Deborah, dici qualcosa. Allora, innanzitutto ciao Sergio, ciao a tutti. Io ho iniziato a giocare a scacchi quando avevo 9 anni, in quarta elementare, un corso organizzato dalla scuola materna in collaborazione con la Valbelluna Scacchi, che è stata la mia società agonistica fino al 2018. E le esperienze più importanti alle quali ho partecipato sono stati vari campionati italiani durante il mio percorso scacchistico, che poi si è evoluto fino all'adolescenza, quindi fino ai 15-16 anni. E il risultato di maggiore impatto, possiamo dire così, è stato quando nel 2008 ho vinto gli italiani. Grazie a quella vittoria ho potuto scegliere se partecipare ai campionati mondiali europei. Ho deciso di partecipare ai campionati europei che si sarebbero tenuti a Erceg in Montenegro, e da lì ho partecipato appunto agli europei in rappresentanza della categoria Under 14 femminile italiana. E queste sono state le esperienze più rilevanti della mia carriera, possiamo dire così. Ho avuto l'occasione di giocare contro molte giocatrici forti, sia italiane che straniere, e devo dire che è stata una bellissima esperienza da ricordare. Ottimo. E, bene, allora so che tu sei tesserata, l'hai detto prima, con il circolo scacchistico bellunese, che mi pare prima avesse anche un numero maggiore, cioè la provincia di Belluno aveva un numero maggiore di circoli. Comunque attualmente sei tesserata col circolo bellunese, il cui presidente è Denis Barp. Esatto. E tu fai parte anche del CD, del consiglio direttivo di questo circolo. Potresti illustrarci un po' la situazione attuale del circolo, le attività, le ultime attività svolte, quelle in cantiere, in questo periodo un pochino particolare, perché vabbè, negli ultimi 2 anni ci sono stati grossi problemi nell'organizzazione a causa dei vari protocolli della FSI conseguenti alla situazione di pandemia. Siete riusciti a fare qualche cosa? Avete in progetto qualche cosa da fare nel prossimo futuro? Allora, sì, io faccio parte del circolo scacchistico bellunese, che è stato fondato nel 2018. Abbiamo riunito con il circolo scacchistico bellunese i 2 circoli presenti nella provincia, quindi è relativamente nuovo perché i giocatori comunque fanno parte dei 2 vecchi circoli presenti in provincia. Durante il Covid abbiamo avuto dei problemi per giocare come tutti quanti, però ci siamo attivati sulle piattaforme online. Quindi ogni settimana organizzavamo dei tornei online con 3 volte a settimana con diverse tempistiche, quindi a tempo diverso per ogni torneo svolto, e anche i tornei erano riservati per le varie fasce di categorie dei nostri iscritti, quindi potevano giocare dai non classificati, quindi dalle persone che hanno appena iniziato a giocare, anche le persone più esperte che fanno parte del nostro circolo. Siamo riusciti a coinvolgere diverse persone, specialmente perché in quel momento c'è stato il boom anche della serie TV La Regina di Certo. Scacchi. Sì.
Quindi molti si sono appassionati, purtroppo durante una pandemia, possiamo dire così, però abbiamo avuto dei risultati positivi. Abbiamo avuto a luglio come circolo, abbiamo partecipato e coordinato insieme al Circolo Feltrino l'internazionale di Pedavena, che forse i giocatori Noto. più, esatto, più anziani conoscono da anni precedenti. E ora ci stiamo attivando con le scuole presenti nel Bellunese che ci richiedono, e comunque noi facciamo presenti che siamo presenti, per dei circoli da attivare, per dei corsi da attivare appunto nelle scuole o chiunque ce li richieda. Anche noi facciamo ogni mese un torneo mensile aperti a tutti i soci del circolo o chiunque voglia partecipare. Attualmente queste sono le attività. Per il Covid abbiamo ripreso a giocare da quest'estate all'aperto seguendo le normative e ora pian pianino abbiamo ricominciato anche i tornei presso le nostre sedi, tra cui anche il campionato italiano a squadre, dove abbiamo ben 4 squadre iscritte nelle varie Però. categorie. Sì, ci siamo applicati molto, ci teniamo che i Bene. nostri soci giochino. Certo. Senti, stavi parlando prima di scuola. A proposito di scuola, sentiamo qualche cosa del tuo percorso scolastico e della tua vita. So che tu hai fatto l'istituto Tommaso Catullo, mi pare, Esatto. hai frequentato quell'istituto e hai studiato l'indirizzo di grafico pubblicitario. Ora credo tu lavori proprio in questo campo, nel campo della grafica, e magari potresti descrivere al nostro pubblico qualcosa, due parole sulla tua professione e se questa professione ti lascia la possibilità, il modo di praticare ancora un po' il gioco oppure no. Sì, esatto. Io attualmente sono un graphic pubblicitario precisamente e mi piace molto come lavoro, infatti a causa di questo lavoro mi sono dovuta trasferire di città, però sono molto contenta della scelta. Ovviamente, come tutti i lavori un po' impegnativi, possiamo dire che la parte scacchistica ne ha un po' risentito, però durante la mia pausa pranzo qualche partitina me la ricavo sempre perché la Brava. passione è rimasta. Quindi giochiamo, però ovviamente l'impegno lavorativo si fa sentire. Certo. Senti, in futuro pensi di tornare magari a disputare qualche torneo nazionale o internazionale? Mi piacerebbe molto ricominciare a giocare in modo più serio, diciamo a scacchi rispetto a quello che sto facendo attualmente. Io onestamente, Sergio, lo spero perché mi piacerebbe ricominciare a entrare in quel mondo che è un bellissimo mondo. Certo, allora siamo in due. Anch'io vorrei tornare a giocare, visto che adesso dovrei poterlo fare, ma purtroppo ho un altro impegno, perché quello lavorativo l'ho abbandonato, però mi è venuto un altro impegno che non dirò, che non svelerò. Senti, un'ultima domanda, Deborah. I tuoi obiettivi futuri in generale, così, della tua professione, per la tua vita, c'è qualche cosa che ci vuoi raccontare, che vuoi raccontare al nostro pubblico? Allora, ovviamente spero di continuare a crescere dal punto di vista professionale e di ricominciare appunto a giocare in modo più agonistico a scacchi. Spero che le cose possano procedere a pari passo, ti dico la verità, anche perché sarebbe una bella combo per la mia vita. Bene, bene, ottimo. Va bene, magari chissà che non ci incontriamo sulla scacchiera. Volentieri, la sfida è sempre ben accettata. Ottimo, ottimo. Bene, allora adesso che abbiamo sentito, abbiamo potuto apprezzare un po' l'inizio della carriera di Deborah, appunto, che abbiamo detto è la regina degli scacchi del Bellunese. Veniamo ad un'altra regina che naturalmente abbiamo già incontrato non molto tempo fa, credo proprio nella puntata precedente, ed è la regina, diciamo così, degli scacchi
del mestrino, di Mestre Venezia, diciamo, Veronica Goi. E allora, intanto ti saluto, Veronica. Ciao Sergio, ciao, buonasera a tutti. Grazie dell'invito, del nuovo e secondo invito. Ok. Fa sempre piacere. Certo, siamo molto contenti anche noi. Niente, E grazie per giovane. Senti, allora, partiamo magari dagli ultimi impegni agonistici, se ci sono stati, se hai fatto qualche torneo. Io credo forse che hai giocato nel campionato italiano a squadre. Dici qualcosa. Diciamo che io ci provo sempre a giocare, nel senso che rimane la mia passione, però un po' appunto, come ben sai, i figli, l'allattamento, il lavoro mi impedivano di fare tornei seri. Però sì, il CIS sono riuscita a giocarlo, intanto per forse dare un contributo, ma dai, ho dato anche un contributo e non ho danneggiato la squadra. Infatti Certo. siamo anche passati in Serie B, in modo da dimostrare che ancora qualcosa mi ricordo. Sicuramente spero, insomma, di portare tutti i figli a giocare a scacchi in modo che poi possa tranquillamente disputare qualche torneo, perché è quello un po' il mio obiettivo. Però ci vorrà ancora tempo, dai. Ancora un po' di tempo, sì. E insomma, come le famiglie scacchistiche che vedevamo anche una volta con i genitori o un genitore e i figli o qualche uno dei figli che giocava. Senti, la squadra con la riserva mi viene. Sì, sei a posto, lo so, esatto. Lo so. Dici un'altra cosa, ma come riesci realmente ad conciliare lavoro, le diverse attività e iniziative scacchistiche a livello regionale, a livello nazionale e naturalmente l'importante, come potrei dire, attività, no? Mestiere, lavoro, cioè insomma il tuo ruolo di mamma. Come riesci a conciliare tutte queste cose? Allora, io penso di avere sempre in mente due miei principali motti, che volere e potere e mai arrendersi. Quindi con quelli in qualche modo riesco a, io dico, incastrare un po' tutto, anche perché penso che basta, dico la verità, organizzarsi. Non è facile e ho anche grandi aiuti perché, vabbè, come mio marito che ben sapete, dà una mano al circolo nonostante sia grande maestro, tanto di cappello, e anche i miei genitori, devo dire. Però sai, quando hai comunque una grande passione, una voglia di fare qualcosa, trovi sicuramente la soluzione per raggiungerla, e così è proprio un consiglio anche che do a tutti, nel senso che poi io dico sempre che senza gli scacchi e quello che sto facendo non sarei io, certo. Sarei comunque una persona diversa, quindi devo comunque mettermi gli scacchi per continuare a essere quello che sono, che insomma pregi e difetti in qualche modo mi piacciono. E quindi così, ovviamente, tenendo gli scacchi e tutti gli impegni è sempre un modo per raggiungere degli obiettivi e migliorarmi. E quindi sì, incastrando un po' tutto, ma insomma, riusciamo. Un puzzle, diciamo, un mosaico, un puzzle esatto. Quella è la cosa principale. Ok. Senti, puoi dirci qualcosa sui progetti in cantiere del tuo circolo, del circolo Capablanca di Mestre, di cui sei presidente da diversi anni, mi sembra. Sì, io sono presidente dal 2016, quando tu lo conoscevi, penso, Carlo Ragazzini. Certo. Deceduto per una brutta malattia. E lui mi ha insegnato tanto. Indimenticabile Carlo Ragazzini, esatto. Cioè veramente una grande persona. Per me è stato un secondo padre proprio in tutti i sensi, e mi ha insegnato tante cose, soprattutto appunto a non mollare quella che era la casa costruita da lui per far crescere noi, sia a livello scacchistico sia a livello di famiglia, perché io adesso il grande aiuto, devo dire la verità, ce l'ho anche dai bambini di una volta, quindi che ora hanno dai 20 ai 25 anni e che mi danno una mano al circolo.
oltre ovviamente ai pensionati. Però è soprattutto una serie di generazionale che spiega, diciamo, si sussegue grazie proprio a quello che ci ha insegnato Carlo. Devo dire anche che siamo riusciti, proprio per il discorso agonistico, a tenere sempre aperto il circolo. Adesso stiamo riprovando a rientrare nelle scuole perché c'è anche una buona richiesta. Noi gestiamo parecchie scuole di Mestre. Anche l'anno scorso, nonostante il Covid, comunque siamo ben riusciti a lavorare online. È normale che sia un'attività più ridotta, soprattutto a livello di tornei. Manteniamo, spero, sempre il torneo storico di Mogliano insieme al grande Pino Baratto. E dopo, insomma, man mano che mollano un po' la corda con questa pandemia, cerchiamo di anche noi espanderci per diffondere il gioco il più possibile, soprattutto a livello di tornei, perché manca un po' tutti riprendere a giocare in maniera serena. Certo. Va bene l'online, io poi sai che sono una giovane di una volta, nel senso sono modalità antica. A me, mi ricordo, mi avevano addirittura regalato la scacchiera elettronica, perché una volta non c'era proprio tutta sta moda del computer, e l'ho accantonata perché piuttosto mi facevo la partitina una volta alla settimana, ma al circolo, perché per me è tutta un'altra cosa, un altro mondo, insomma. Beh, il gioco dal vivo rimane sempre il quello che si può preferire, insomma, io direi, sia per giocatori più vecchi sia anche per giocatori giovani, insomma, il gioco dal vivo ti permette anche di relazionarti con altre persone, con altri giocatori, creare amicizie anche in tanti casi, e quindi sicuramente non può essere abbandonato, può essere soltanto ristretto per un certo numero per un certo periodo, direi. Comunque appena fai un torneo dell'Veneto, chiamami che vengo a giocare. Come i vecchi tempi. Come i vecchi tempi, esatto. Un'ultima questione vorrei sottoporti. Tuo marito è, come abbiamo detto, Kenny Solomon, grande maestro di scacchi, e allora una curiosità per i nostri spettatori. Come l'hai conosciuto? Dove l'hai conosciuto? Per caso l'hai conosciuto durante una manifestazione scacchistica? E aggiungo poi un'altra domanda a questa. E i tuoi figli, 3 figli mi pare che hai, hanno già incominciato a spingere gli scacchi sulla scacchiera? Allora, mio marito l'ho conosciuto in paradosso alle Olimpiadi nel 98 in Russia, e ovviamente in Russia io vado a trovare un sudafricano, che è un po' difficile, ma ci sono riuscita. E rappresentavo l'Italia alle Olimpiadi a squadre, e l'ho conosciuto là. Poi, diciamo, mi sembra un po' di parlare con mia nonna, però quasi, nel senso che una volta non c'erano poi tutti Skype, tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo la possibilità di avere adesso, e quindi ci mandavamo una lettera, un mese sì, un mese mi arrivava, un mese arrivava lui, perché era un po' difficile. Poi ci siamo un po' persi di vista, anche perché sì, non era proprio facile raggiungere il Sudafrica, e ci siamo rivisti al torneo a Cappella Grande a febbraio del 2010. In Francia? In Francia, esatto. Un bellissimo torneo internazionale, per poi sposarci nel 2011. I miei figli hanno 10, 5 anni e mezzo e 3, quindi la grande, Eleonora, che ha 10, sì, sta giocando a scacchi. Diciamo, spero che sia non solo per fare un favore a noi, però al momento devo ancora un po' capire, anche perché si fa scacchi e calcio, che non sono la stessa cosa. Sì, è bella. Quindi dobbiamo un po' capire qual è la sua priorità. Però dai, devo dire, quando vuole ce la fa, e la fa anche bene, insomma, si è qualificata anche tra i primi 10, insomma, a Sasso Maggiore. A Sasso Maggiore. Sì, se vuole ce la fa.
Dopo ti dirò se continuerà. Però insomma adesso se crescono gli altri due e cominciano a giocare, come hai detto tu, potete fare una squadra con riserve, esatto. con una riserva. Ho ancora l'opzione che uno può non piacergli gli scacchi. Sì, certo. Va bene, e allora grazie a te. Sergio. E vediamo un attimo, Dario, se il nostro moderatore, se c'è qualche domanda per le nostre prime due protagoniste, per Veronica o per Deborah. Prego. Allora, in attesa di qualche domanda al pubblico, magari se ne posso fare una io. Per certo. Deborah e Veronica, prendo spunto proprio da ciò che si è detto per l'ultima cosa, cioè Eleonora fa scacchi e calcio. Ecco. Allora la domanda è: c'è stato ad un certo punto della vostra vita, probabilmente avete preferito gli scacchi ad altri sport o ad altre attività. Ecco, in che modo è scattata questa molla che vi ha fatto preferire gli scacchi e qual è stata la motivazione? Vai pure, Deborah. Vado io? Io avendo cominciato da molto piccola con gli scacchi mi sono appassionata anche per l'ambiente circostante. Comunque devo essere onesta, io quando praticavo scacchi a livello agonistico praticavo anche un altro sport sempre a livello agonistico. Ho preferito gli scacchi ma portavo avanti parallelamente entrambi. Comunque, secondo me gli scacchi sono un passatempo che è tutto tuo, quindi è il tuo mondo. Io l'ho preferito per quello, perché ti puoi isolare per giocare. E qual era l'altro sport? Ho giocato a pallavolo. Ho giocato a pallavolo per appunto diversi anni in parallelo con gli scacchi, perché ho giocato negli stessi anni. E secondo me comunque sono importanti entrambi, perché uno è più uno sport fisico e l'altro più mentale, possiamo dire così. Per me invece era stata forse più una sfida, il fatto che fosse un po' ho iniziato anch'io piccolissima, fosse un po' uno sport meno conosciuto, più da scoprire, da capire rispetto, vabbè, i miei ovviamente avevano un po' l'idea che dovessi fare danza, che era proprio una cosa che non potevo sopportare. Poi ancora adesso sono un po' fatta di legno, quindi la danza non fa sicuramente per me, e mi ero data alla musica, suonavo il pianoforte, anch'io a un livello abbastanza alto, e poi se vuoi fare una cosa bene comunque ti devi concentrare su una delle due, e quindi ho scelto questo mondo che poteva essere più misterioso, diciamo, più da scoprire. Certo, bene. Allora direi a questo punto di passare alla seconda parte in attesa di eventuali altre domande, della seconda parte della nostra trasmissione con la presentazione innanzitutto delle nostre tre ragazze che sono intervenute in questa sede, in questa puntata, che sono, le ricordo, Silvia Bordin, Alcide Bianchi e Viviana Vianello, e direi che la cosa migliore per presentarle sia far partire anche per loro una breve sequenza fotografica che invito la regia a mandare in onda adesso. È partita?
Bene, eccoci qua. Abbiamo visto una breve clip con le nostre 3 giovani protagoniste, Asia, Viviana e Silvia, e direi che iniziamo a intervistarle. Partiamo proprio da Asia De Bianchi, che è una giovanissima giocatrice, mi pare, del circolo Capablanca, se non vado errato, ma adesso lei ci correggerà eventualmente, e quindi proprio del circolo di Veronica Goi. Chiederei ad Asia, che saluto, chi l'ha introdotta a questo splendido gioco, e anche faccio 2 domande in una: qual è il suo attuale maestro o allenatore di scacchi? Dici, Asia. Salve a tutti, allora io ho cominciato più o meno verso la 4ª elementare grazie alla scuola e grazie ai corsi seguiti dal Capablanca, l'attuale circolo in cui vado presso la scuola. Il mio attuale maestro e maestra è Veronica, suo marito Kenny e Roberto Mogranzini. Ho cominciato in 4ª perché era un corso obbligatorio a scuola, e da lì ho cominciato per me stessa a voler continuare ad andare avanti perché mi appassionava. Bene, hai scelto bene, direi, hai scelto un ottimo gioco. Anch'io ho iniziato molto da piccolo, e quindi credo che tu abbia fatto una scelta buona. Tra l'altro mi pare tu abbia giocato anche a Sasso Maggiore di recente, no? Sì, quest'anno. E hai avuto un'ottima... Com'è andata? Campionessa italiana del 14. Benissimo. Senti, oltre agli scacchi, proprio un po' in collegamento con la domanda che è stata fatta prima, tu pratichi altri sport? E se sì, quali? Allora, non in senso agonistico, però mi piace la danza, la musica, tutte le cose collegate. Per musica e danza ho fatto danza fino all'anno scorso, poi per il Covid ho dovuto smettere, Certo. E adesso mi piace andare a camminare, quindi non proprio sport, più passatempi. Certo, ma però insomma sono passatempi interessanti e sempre piacevoli. Bene, e un'altra curiosità che mi viene, che probabilmente possono avere anche molti dei nostri spettatori: nella scuola in cui sei, naturalmente il gioco degli scacchi non è come altri sport che sono molto più seguiti, ma nella tua scuola ci sono altri ragazzi che praticano questo gioco come te, oppure, cioè come te, diciamo, nel senso di tornei, che fanno tornei, oppure soltanto fanno delle partite una volta ogni tanto? No, nella mia scuola, a differenza di molte altre scuole nella zona, non conoscevano il gioco degli scacchi fino all'anno scorso o fin quando non era uscito l'articolo sul giornale, e infatti proprio quest'anno si sta cercando di formare un nuovo corso per un nuovo corso scacchistico per cominciare a introdurre gli scacchi dentro la nuova scuola. Bene. E un'altra questione che ti volevo porre era questa: c'è un referente nella tua scuola? Immagino che forse il referente ci sarà, e sarà magari Veronica o qualcuno del circolo Capablanca, oppure c'è qualche maestro, professore che è referente nella tua scuola, e vengono organizzati dei tornei interni? No, in questa qui no. Ah, ok. E la tua scuola attuale è qual è la tua scuola in questo momento? Lo Liceo? Stefanini di Mestre, liceo. Ah, liceo scientifico? Scienze umane. Ah, scienze umane. Ok.
un'ultima curiosità, quali sono, cioè quanto tempo dedichi per l'allenamento e per la preparazione ad un torneo? Ti prepari durante tutto l'anno? Ti prepari soprattutto in prossimità di un torneo? Com'è il lavoro che fai prima delle partite, prima dei tornei? Allora varia molto a seconda se è un torneo o no. Se non ho tornei mi alleno quelle 2 o 3 volte a settimana, poco, un'ora e mezza, non approfondita, più per tenermi comunque in forma lo stesso, mentre se ho tornei è più rigido, diciamo, e ci dedico molto più tempo alla preparazione, a come giocare, ci sto molto più sotto. Ho capito, molto più sistematico, molto più continuativo. Bene, bene Asia, e allora tu sei di che categoria? Di terza, seconda, nazionale? Seconda. Bene, allora io ti faccio gli auguri di una continuazione dei tuoi studi liceali, diciamo che ti soddisfi, e naturalmente di ottenere dei buoni risultati, degli ottimi successi anche nella tua carriera scacchistica. Ti ringrazio intanto e a questo punto introduciamo un'altra giocatrice che ha credo più o meno la stessa età di Asia, forse un anno o 2 in più, non lo so, adesso ce lo dirà, e cioè Silvia Bordin, che fa parte del circolo di Montebelluna, se non vado errato. È così, Silvia? Sì, ciao a tutti, io ho 2 anni in più di Asia, ho 16 anni e sì, faccio parte del circolo Vergani di Montebelluna. E quindi naturalmente essendo di Montebelluna, ecco, lì sono certo al 100%, c'è una diffusione del gioco nelle scuole veramente molto 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 ampia da tanto tempo, perché io so che in un numero elevatissimo di scuole ci sono istruttori che provengono dal bacino che è stato avviato da parte di Nicola Pegoraro, diciamo così. Ecco, allora, detto questo, Silvia, tu insomma che hai un paio di anni in più, hai forse iniziato un po' prima di Asia a giocare a scacchi, hai ottenuto notevoli successi, mi pare. Sei arrivata già adesso, alla tua giovane età, al titolo di candidato? È così? Sì, esatto. L'anno scorso sono riuscita a superare i 2000 punti Elo. Complimenti intanto, complimenti, congratulazioni, perché insomma è un risultato non da poco, un risultato notevole. E allora ti faccio una domanda che ho già fatto prima ad Asia. Ci vuoi dire qualcosa su quando hai iniziato a giocare, chi ti ha portato a imparare il gioco, se nella scuola oppure tuo papà o tuo fratello, non lo so, chi ti ha insomma introdotto, proprio fatto fare i primi passi nel gioco, e quali sono stati i tuoi maestri allenatori e quali sono tuttora i tuoi maestri o allenatori, se ci sono, di scacchi. Allora, io ho iniziato dalla scuola elementare. Già in prima elementare c'era stato un corso a scuola, però non ho iniziato subito a frequentare il circolo. Più o meno intorno alla terza elementare sono iniziata ad andare, e questi corsi a scuola si svolgevano, diciamo, ogni settimana c'era una lezione, e i primi istruttori sono stati Riccardo Rostolis. Riccardo? Rostolis. Era anche lui un giocatore, adesso si è un po' distaccato da questo mondo. Poi anche Davide Pozzobon è stato il mio primo istruttore.
Mhm. E poi con il passare del tempo ho iniziato a frequentare il circolo, i primi tornei e poi fino alle nazionali già nel 2015 e successivamente ho iniziato nuove lezioni con Andrea Dappiano e anche Maestro Alessio Fide, mi pare. sì, e, con Alessio Valsecchi Però e adesso ho anche lezioni di gruppo online con la federazione con Elena Sedina. hai insomma degli istruttori sicuramente di livello Sì. molto forti. Sì. Senti, a livello scolastico, cioè nella tua scuola, sono organizzati dei tornei interni, partecipate, non so, ad esempio anche al TSS, ai trofei scacchi scuola? Immagino di sì o no? Il liceo che frequento il liceo Levi non cioè, non è preso da questo progetto. Infatti cioè, stiamo provando a proporre il progetto e deve essere accettato dalla scuola. Il, il progetto Scacchi Scuola si sviluppa soprattutto nelle scuole elementari e medie, è un po' meno accolto nelle scuole superiori. Sì, sì, è il solito problema, sì, nelle scuole elementari e nelle scuole medie c'è una maggiore possibilità di sviluppare il gioco, di fare dei progetti e di partecipare poi al trofeo Scacchi Scuola. Questo lo so per esperienza perché, diciamo, ho visto anche a Padova molte volte sono soprattutto le elementari in cui si fanno dei corsi e si organizzano poi tornei. Un'altra domanda, quali sono gli aspetti che più ti affascinano del gioco degli scacchi? C'è qualche cosa che tu hai individuato che ti piace particolarmente? La complessità, non so, l'astrazione, l'agonismo, cosa ti affascina di più? Beh, innanzitutto il fatto che ogni partita sia diversa, cioè non si sono mai giocate partite uguali. In ognuna c'è qualcosa di diverso da cogliere, da capire e questo è molto affascinante come stile di gioco. Poi anche e soprattutto il fatto che con i vari tornei mi permettono di viaggiare, di fare nuove conoscenze anche in giro per l'Italia. Certo, certo. E sicuramente è una cosa molto importante e molto bella quella di poter avere nuove conoscenze e di poter viaggiare. E dici una cosa, e per quanto riguarda le ultime manifestazioni, gli ultimi tornei importanti che hai giocato, quali sono stati? Beh, e allora innanzitutto a fine agosto ci sono stati i campionati italiani e sono arrivata terza e a Sasso Maggiore. Ah, E successivamente un torneo importante è stato il CIS a squadre. Io ho giocato in A2 e ripescati, cioè dovevamo giocare nella però. in B1, però abbiamo giocato in A2, ho giocato in prima scacchiera. È stato un torneo molto difficile perché c'erano tutti avversari molto forti. Beh, la Però 2 è impegnativo, direi. sì, però siamo riusciti a, diciamo, rimanere in A2. In A2, Siamo bravi, retrocessi, quindi è stata come una promozione. certo. E poi la prossima settimana si terrà ad Acquiterme il campionato italiano a squadra Under 16, quindi mi sto preparando anche per quello. Bene, ottimo, ottimo. E tu che scuola fai? Che non te l'ho chiesto, ma anche tu liceo, immagino, che Sì, classe, faccio il liceo scientifico, sono in terza, e, cioè faccio la settimana corta, cioè evito di andare a scuola il sabato.
Bene, bene. Proprio per via dei tornei, così ho un'organizzazione migliore, posso andare a giocare ai tornei. Ma la settimana corta è una cosa che fa tutta la scuola oppure sei tu che... No, cioè le classi in prima decidono di aderire a questa settimana corta, quindi si fa un'ora in più ogni giorno per avere il weekend libero. Ottimo. Grazie Silvia e bocca al lupo per il tuo prossimo torneo e spero di intervistarti come maestro di scacchi la prossima volta. Ci proviamo. Grazie. Ciao Silvia, ciao. Bene, e passiamo allora alla terza protagonista dei giovani scacchisti del Veneto, giovani scacchiste dovrei dire del Veneto, Viviana Vianello, diciamo per gli amici vivi mi pare, e che tra l'altro è figlia di Marco Vianello di Venezia, quindi potremmo dire che Viviana è la regina degli scacchi di Venezia. Ciao Viviana intanto. Buonasera a tutti. Ecco, allora ti faccio anche a te alcune domande, un po' alcune che sono già state fatte alle tue, diciamo, colleghe nel senso di sport, cioè che praticano il gioco degli scacchi. E la prima è ancora una volta come sei venuta a giocare questo gioco, a che età hai iniziato e quali sono stati i tuoi primi maestri di scacchi, eventualmente qual è il maestro attuale? Io ho cominciato a giocare un po' per caso in realtà, perché vedevo sempre che mio papà andava al circolo di sera e quindi questa cosa mi ha incuriosito abbastanza, anche se lui non voleva che io giocassi a scacchi, solo che poi un mio compagno delle elementari è andato al circolo, allora io gli ho sempre chiesto perché lui può venire, io no, e da là ho cominciato ad andare. Poi sono iniziati anche i corsi alle elementari, in terza elementare, e sì, quindi il mio primo istruttore è stato mio papà, poi adesso Antonio Rosino, e sì, quindi dalla terza elementare ho cominciato a giocare molto a caso, però sì. Però insomma hai iniziato. Ci avrei giurato che naturalmente il tuo primo istruttore maestro fosse tuo padre. Beh, senti, oltre agli scacchi, pratichi altri sport? Fai qualche altra attività? Dici qualcosa. Allora, nel corso di questi anni ho provato tantissime attività, come ginnastica artistica, ginnastica ritmica, poi ho suonato diversi strumenti, ho fatto nuoto, infatti nuoto penso sia lo sport che più mi rappresenta, anche se adesso con il Covid è una situazione un po' particolare, però sì, ho provato molte cose e penso sia importante bilanciare sia uno sport mentale come possono essere gli scacchi con un altro sport per avere un certo livello di equilibrio sia fisico sia mentale. Assolutamente, sono d'accordo con te. Bisogna cercare di contemperare, specialmente quando si è ragazzi, si è giovani, un po' anche praticare attività fisica, insomma, e quindi anche praticare degli sport che non siano soltanto gli sport della mente, come si dice. Quindi credo che tu abbia scelto il percorso giusto, la strada giusta, anche perché tante cose poi devi tante energie impiegare anche nello studio, nella scuola. Tu fai quale scuola, Viviana? Liceo Scientifico Benedetti a Venezia. Liceo Scientifico Benedetti, e sei in classe terza. E il liceo scientifico Benedetti è quello in cui credo abbia insegnato per molti anni Antonio Rosino.
Sì, 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 infatti adesso c'è anche un corso di scacchi che tiene lui e con le squadre andiamo o al torneo che di solito si tiene a Vienna oppure ai provinciali, un po' ai regionali. Certo, E- credo che abbia Antonio Rosino non so quanti anni, per quanti anni abbia insegnato in questo liceo. Senti, partecipate anche fate anche dei tornei scolastici, partecipate al trofeo scacchi scuola, liceo scientifico Benedetti? Sì, abbiamo diverse squadre, ovviamente l'anno scorso che c'è stato il Covid non abbiamo fatto Non ha niente. permesso. Però il primo anno che io sono arrivata al liceo siamo andati con le squadre ad Arona e abbiamo giocato questo torneo con varie città e poi ovviamente il trofeo a squadre, sì, quello con le varie fasi dei provinciali e regionali. Certo, certo. E ripropongo anche a te una domanda che ho posto prima a Silvia. Degli scacchi, quali sono gli aspetti che ti coinvolgono di più, che trovi più accattivanti e più affascinanti? Allora, penso che oltre al gioco in sé, che secondo me è bellissimo, penso che gli scacchi possano aiutare anche nella vita quotidiana o comunque nello sviluppo della persona, perché almeno nel mio caso penso mi abbiano aiutato abbastanza a livello caratteriale e sicuramente essere più sicura di me stessa, a credere di più nelle mie capacità e anche ognuno di noi rappresenta un po', cioè in base al modo di giocare rappresenta un po' la sua personalità. Certo. E gli scacchi secondo me sono importanti anche per arrivare a a un certo livello di concentrazione che magari mi serve per fare altre attività che non sarei mai riuscita a ottenere senza aver fatto scacchi, senza dubbio. Assolutamente, sono concorde con te. Un'ultima cosa, mi pare che adesso tu abbia un progetto di andare negli Stati Uniti? Sì, sì, sì. Vuoi dirci quando e cosa vai a fare? È un progetto di scuola? È un progetto personale? È una borsa di studio che consiste nel passare 6 mesi all'estero in questa scuola che è un liceo a New York che ha tutte le materie che abbiamo in Italia, però in inglese. E penso sia una bellissima esperienza anche per conoscere una nuova cultura, una nuova realtà e magari anche per giocare qualche torneo là. Se non Certo. almeno per visitare il circolo Marshall's Chess Club, che sarebbe quello di Bobby Fischer. E sì, quindi Circolo storico, quindi sarebbe, credo, molto, molto piacevole, molto bello poterlo fare. Va bene, e ti faccio gli auguri per i tuoi prossimi tornei e per la tua carriera scolastica, che mi pare sia importante allo stesso livello. Grazie Viviana. grazie. Bene, grazie alle nostre giovani protagoniste scacchiste. Chiederei ancora alla regia e a Dario in particolare se c'è qualche domanda del pubblico oppure se ne ha lui una da proporre alle nostre scacchiste Viviana, Silvia e Asia. Ho una domanda che può riassumere anche quelle arrivate un po'. Diciamo rivolta a tutte e tre le ragazze che abbiamo sentito, se alla loro età è facile fare amicizia e quindi incontrare ragazzi e ragazze ogni giorno, basta pensare alla scuola che frequentano. Ecco, come divulgate ai vostri amici questa passione per gli scacchi? Ne parlate quasi subito, aspettate il momento più opportuno o non lo raccontate proprio? Cioè, come tenete gli scacchi in considerazione le relazioni di amicizia che avete? Iniziamo con Viviana magari?
Secondo me dipende un po' da persona a persona, ci può essere la persona a cui lo dico il primo giorno che la conosco e magari un altro non dirlo proprio, cioè dipende dal rapporto che ho con questa persona. Dalle relazioni che hai. Certo. E Silvia? Io invece, cioè, tendo a dirlo subito che gioco a scacchi, però non mi piace dire subito, cioè, che ho dei titoli nazionali. Cerco di tenerlo sempre un po' per me e poi in caso, se entriamo in argomento, faccio, diciamo, uscire queste notizie. Certo. Per dire a livello italiano che sono presente, diciamo. Sì, insomma, non sei una di quelle che vende ciò che non è più di quanto non sia, insomma, non sei una che si vanta, diciamo così, da quello che ho capito. Un po' schiva, anch'io lo ero quando ero molti anni fa, quando ero bambino, e mia mamma diceva: mio figlio è bravo, è un giocatore, e io mi mettevo piccolo, non mi volevo far vedere perché mi sembrava una cosa eccessiva. Vabbè, sentiamo Asia. Anch'io tendo abbastanza a nasconderlo, cioè non lo dico a primo impatto, poi anche là dipende da persona, cioè come la sicurezza che mi dà quella persona, però tendo di nasconderlo perché non vorrei avere sempre le solite domande, ma perché ti piace questo, perché secondo me è noioso, quindi le solite cose, uno sport a vecchi, che comunque mi darebbero abbastanza fastidio. L'unica volta che è successo, è venuto fuori, è stato proprio quest'anno in classe che è uscito fuori il discorso, allora mi sono messa a spiegare e contrariamente a quello che pensavo hanno preso bene tutto, quindi adesso sono un po' più tranquilla rispetto a parlare di questa mia passione. Certo, perché tante volte la gente parla un po' per stereotipi e parla di quello che non conosce. Esatto. Bene. Allora, io ringrazio tutte voi, Asia, Silvia e Viviana. Ancora una volta vi faccio tanti auguri per i vostri prossimi tornei e spero per i prossimi vostri successi e titoli scacchistici, oltre che naturalmente per la vostra carriera ancora più importante, se vogliamo, scolastica e poi lavorativa. Ringrazio anche Deborah e Veronica che sono intervenute nella prima parte e ovviamente ai nostri collaboratori per lo sviluppo della puntata, lo svolgimento della puntata, il nostro moderatore Dario Bellinato e il nostro regista Matteo Volpi. Quindi buonasera a tutti gli spettatori e alla prossima puntata.